Bella voglio, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Veniamo da una sconfitta contro il Montpellier di un top 5000 al mondo, quindi purtroppo non è andata bene come speravamo. Va bene così, andiamo a cercare il prossimo avversario, andiamo a vedere chi affronteremo in questa partita, in questa puntata. E come sempre, se vi fa piacere, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e magari commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Il Milan per l'ennesima volta, il Milan. Sì, hai ragione, chiaro. Comunque devo stare più calmo pure io quando affronto gente che sembra più forte. Comunque andiamo a vedere come sta la situazione. Adesso stiamo tutti bene. Il nostro avversario c'ha praticamente tutto il Milan storico, più qualcun altro. Courtois, interessante, va bene. Va bene. Cosa metti di giorno? La partita? Napoli-Milan per l'ennesima volta in questa stagione. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, c'è una leggera brezza che anzi... Osimhen, palla per Lobotka, Mario Rui cerca Zielinski, palla per Kvaratskhelia, Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, tiene palla in campo, non riesce a darla a Mario Rui. Cose strane sono accadute su quella fascia, va bene così. Prova ad attaccare il Milan, prova a recuperare anche Lobotka che non ci riesce subito. Palla dentro e si porta la palla fuori il Milan. Ma non succede mai, quindi non lo so. Meret, rilancio lungo, attenzione. Osimhen non riesce ad andare da Lobotka, Gullit. Anghissà, palla per Kvaratskhelia, si gira Kvaratskhelia, rientra Kvara, cerca Zielinski che la dà poi a Mario Rui, la ridà a Zielinski che prova ad arrivare, ma niente da fare. Nathan, bel break di Nathan, appoggia ad Anghissà, va da Mario Rui, fallo su Mario Rui, calcio di punizione pericoloso dal limite. Con Zielinski che potrà provare a metterla direttamente in porta, va Pietro Zielinski, di poco Zielinski. Attenzione Courtois, palla verso Frankie Rijkaard, colpito Osimhen, rilancio ancora lungo di Maldini. Recupera palla Zielinski, Kvaratskhelia subito dentro da Osimhen che si gira, l'appoggia Zielinski. Ma là c'erano almeno 3 falli, ragazzi, che non mi sono stati chiamati. Tanto Gullit, 1-2 se ne va Gullit in contropiede, palla Anghissà, Merego. E gol di tu. 1-0 Milan. Osimhen, palla per Lobotka, Mario Rui, Zielinski, c'è Kvara per Zielinski, si gira a Zelo, va dentro da Politano, vede Osimhen, va da Mario Rui dentro per Kvaratskhelia, appoggia per Osimhen che la deve solo appoggiare in porta. Bella penetrazione e visto, pareggia subito la partita. Bella imbucata qui, fuori gioco sbagliato del Milan e Osimhen appoggia facile in porta. Attenzione, palla dentro, Anghissà, bel recupero palla 2 volte, Lobotka, usciamo palla al piede, Zielinski, palla per Mario Rui, dentro per Kvaratskhelia, va da Osimhen che appoggia dietro, Anghissà, sbaglia ancora Anghissà, recupera palla Anghissà, palla per Politano, va, prova ad andare dentro, niente da fare, palla per Leao, prova a ripartire il Milan, Mario Rui, bel recupero palla, Mario Rui allarga per Kvaratskhelia che vede dentro Zielinski che prende questa palla, la dà ad Osimhen, tacco inutile per Politano, che non so perché l'ho fatto, potevo tirare in porta, ma va bene così. Gullit, palla dentro, 1-2, arriva Anghissà, arriva Rachmani, Zielinski prova ad allargare subito per Kvaratskhelia che si gira, brucia tutti e se ne va Kvara, scende Kvaratskhelia, attenzione Kvara, si ferma Kvara, rientra Kvara, appoggia per Zielinski, Lobotka, Osimhen, tacco per Politano ancora, Rachmani, niente, non riesce ad arrivare da Anghissà,
Attenzione, palla recuperata, poi no. Palla dentro ancora per Eto'o. Nathan, bel recupero palla. Poi palla per Politano. Politano prova ad andare dentro. Una buona palla per Anghissà. C'erano troppi difensori. Di Lorenzo, Leao. Attenzione, Rachmani su Eto'o. Palla dentro per Leao. Arriva Giannino Di Lorenzo, che prova ad andare da Zielinski, che allarga per Kvaratskhelia, che appoggia dietro per Mario Rui. Scende Mario Rui, va da Kvara, non ci arriva in realtà la Kvara. Anghissà, attenzione, palla dentro Eto'o, mamma mia, ma il è fuori gioco. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Questo non è fuori gioco, però. Osimhen, Lobotka, Mario Rui, brutta palla di Rui qua. Kvaratskhelia recupera palla. Dentro, che cazzo, quando recuperano palla così, ma com'è possibile? Attenzione Mario Rui. Tu, mamma mia, Leao. Parata di Meret qua che ci salva. Non si passa, ottima parata. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo, attenzione. Vanno loro col calcio d'angolo, la palla verso Meret, meno male. Che prova ad andare direttamente da Victor Osimhen, che appoggia Politano. Politano va da Zielinski, bella palla. Zielo ci mette troppo, prova a recuperarla, adesso sì. Zielinski va da Kvaratskhelia, appoggia per Osimhen, fuori gioco. Giusto. Visto come tira piano davanti alla porta l'animale. Attenzione Anghissà, con la palla dentro per Politano, va da Osimhen, peccato qua. Attenzione. Se ne va Kanté. Arriva Mario Rui, bel break di Mario Rui. Lobotka recupera una palla che sta diventando pericolosissima. Osimhen, Kvaratskhelia, non stiamo attaccando bene, non mi piace. Stiamo assolutamente attaccando bene, attenzione. Nathan prova il cross in mezzo, Di Lorenzo la mette fuori. Anghissà allarga per Politano, prova il dribbling, nemmeno fallo di Costa Curto, aiuto, cioè come è possibile nel fallo? Di Lorenzo su Leao, attenzione, Di Lorenzo prova ad andare da Politano, che prova ad andare da Osimhen, che nemmeno questo è fallo, va bene. Cross in mezzo e tu. 3-1 Milan. Non stiamo giocando bene, raga. Non stiamo giocando bene. Osimhen, Lobotka, palla verso Mario Rui. Kvaratskhelia va subito da Zielinski, che prova ad andarsene, prova ad andare dentro, niente da fare. Una tripletta voluta, cercata, ottenuta. No, ma non uscire, Meret, per carità, tanto che fa? Finisce il primo tempo. Sì, sono stanco, infatti finisco questo e basta. Forse era meglio staccare prima, ma che fa? Ormai siamo in corso. Provo a recuperare l'ultima energia del secondo tempo. Si riparte. Attenzione. Lobotka recupera palla. L'unica cosa che non possono permettersi di Rachmani allarga per Kvaratskhelia, che va da Zielinski, palla per Rachmani, appoggia per Osimhen, Rachmani ma che cazzo ci fa Rachmani là, porca trota, ragazzi. Tomiasu, provarla a lanciare, palla dentro, attenzione Politano. Anghissà, ora una bella palla Anghissà. Kvaratskhelia. Quando c'era bisogno di lui. Prova a giocarla in profondità. Ma Leao, palla dentro per quel cazzo di Eto'o. Mamma mia, Meret, ancora Gullit e poi Mario Rui la mette fuori. Kanté, Mario Rui su Leao, bel recupero palla di Mario Rui su Leao. Politano, scende Politano, appoggia per Mario Rui, scende Rui. Dai però. Gullit, recupero di Di Lorenzo, Anghissà, Lobotka, Zielinski, brutte palle queste, mamma mia.
Zielinski, Osimhen dentro per Kvaratskhelia, si gira Kvara, attenzione, si ferma, male Kvaratskhelia, molto male, palla dentro, ancora Gullit, ferma Nathan, Kvaratskhelia, attacco per Mario Rui che prova ad andare subito dentro, niente da fare, sbagliamo cose elementari ormai. Poi palla verso Kvaratskhelia, sono sempre in anticipo loro ragazzi, costantemente in anticipo, e c'è costantemente tu ragazzi, e tu pronto a fare qualsiasi cosa. Gullit, Leao, Meret, fuori gioco. Posizione irregolare però. Allora, calma e sangue freddo, calma e sangue freddo. Allora, calma. Ok. E ho messo Traoré di là. Ho messo Traoré al posto di Politano, perciò non metto Kvara. Sto Ciolito che mi fa prudere le mani, però non lo metto ancora. Vai, andiamo. Sostituzione per il Napoli. Numero 21. A quanto pare ci sono dei cambi. Meret, rilancia lungo verso Victor Osimhen, prova ad appoggiare per Raspadori, che prova a dare una mano. Raspadori recupera questa palla, la dà a Kvaratskhelia. Provano a partire in velocità. Di Lorenzo prova a chiudere su Leao, niente da fare, ancora sto cazzo di Edu, ha rotto proprio i coglioni. Comunque attenzione, Traoré, Osimhen, battuto da Costa Curta. Non finisce sul referto per il momento. E tra un po' lo metto, tolgo pure Kvara che comunque è stanco. Lobotka. Lobo va verso Victor Osimhen che non riesce a spizzare, poi l'appoggia di lato, niente da fare, la palla non arriva a destinazione, Lobotka non riesce nemmeno a recuperare Anghissà su quel cazzo di Rubenig. Olivera appoggia da Anghissà, prova ad andare in mezzo, malissimo ragazzi, Rachmani la mette fuori, arriva Pirlo e poi ancora Rachmani, la palla è fermata da Leao lì in mezzo, niente da fare. Anghissà non riesce a recuperarla su Leao nemmeno questa volta. Attenzione, Traoré, Kvaratskhelia riescono a tenere palla lì, palla dentro e Rachmani la mette fuori. Raspadori, Anghissà, palla per Kvaratskhelia, anticipato da quel cazzo di Tomiasu ragazzi. Olivera, palla per Anghissà, si gira Anghissà dentro per Osimhen, palla per Raspadori. Raspadori si gira due volte, Tomiasu la recupera questa palla. Di Lorenzo, palla per Traoré, si gira Traoré, dentro per Victor Osimhen che si gira, Osimhen prova a metterla dentro per Raspadori, non ci credo ragazzi. Palla centrale, ecco un'occasione di contropiede. Anghissà prova a recuperare questa palla e ci riesce con Kvaratskhelia che si gira, Kvara dentro per Traoré. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. Attenzione Nathan, palla per Traoré, niente da fare. Pallone interessante in verticale. Attenzione, Rachmani scende. Qui pallone sprecato. Prova a cambiare la situazione. Vabbè ragazzi, ce lo voglio io allora. Ce lo voglio io. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Evita rischi. Partita lenta ragazzi, non riesco a prendere ritmo. Rijkaard va, Olivera, palla per Kvaratskhelia, Osimhen. Tornato Kanté. Ultimi 5 minuti da giocare. Lobotka.
Palla per Anghissà, vede dentro Raspadori, dentro per Osimhen, si gira Osimhen appoggia per Olivera, che si gira Olivera perché non c'è in mezzo, dentro per Lobo. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Qui può partire il contropiede. Di Lorenzo, palla per Traoré, si fa anticipare Traoré, contropiede Milan. Ci sarà un minuto di recupero. Puro. Mamma mia. Cerca la profondità. Preferisce il retropassaggio. Palla fuori, Racma, guarda la partita, beh, finisce qua. Sì, amici al cuccaio. Male così, ragazzi, perdiamo altri punti preziosissimi. Scendiamo ancora. Dopo una buona striscia facciamo 2 sconfitte di fila. Male così, male così. Scendiamo di nuovo a 1363 punti.